I venetisti lanciano l'ultimatum ai partiti, 24 ore di tempo, ormai prossima la scadenza per riconoscere la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta. Fra tanco e urne l'ironia corre sul web, ma intendono essere serissimi i punti programmatici stilati da plebiscito.eu per l'eventuale indicazione di voto alle liste che si presenteranno alle elezioni. Fra questi appunto l'accettazione dell'esito del referendum digitale, al quale sta facendo seguito sul territorio l'apertura dei cosiddetti uffici pubblici, strutture chiamate ad esercitare la sovranità del Veneto. Al momento sono una sessantina, ce ne sono una quarantina che sono ancora in fase di approvazione, sono gli uffici pubblici delle comunità della Repubblica Veneta. Aziende, studi, negozi, basta avere uno spazio accessibile al pubblico e un computer connesso a internet per diventare un funzionario volontario a disposizione dei propri concittadini. Si mette a disposizione dei concittadini per dare informazioni, per dare supporto in questa fase proprio nell'attuazione del piano di obiezione fiscale e poi successivamente nell'erogazione di servizi. A Loreggia, nel Padovano, hanno deciso di fare le cose in grande. Durante una cerimonia verrà ufficializzato il patto confederale tra la magnifica comunità del cantone Centro Veneto Campo San Pierese e la Serenissima Repubblica. Qui invece siamo in uno studio professionale di Treviso che si è reso disponibile. Salve, sono Simone Di Loria, Treviso. Purtroppo ieri non sono riuscito a essere in quel di Vicenza per la manifestazione. Vorrei chiedere come si deve procedere per l'esenzione fiscale. Grazie. A quanto pare infatti in cima alle richieste dei veneti favorevoli all'indipendenza c'è una sola urgenza. Mi chiedono, soprattutto ho ricevuto sia email che telefonate per acquisire informazioni per l'esenzione fiscale.